Oggi facciamo una cosa molto importante, oggi portiamo informazione ai tecnici specializzati nel ramo dell'edilizia, portiamo informazione, innovazione e portiamo modalità di lavoro appunto innovativo. Volevamo solo sapere che cosa ti aspetti da questa giornata. Insomma, un po' di aggiornamenti circa tutti gli edifici progetto a energia quasi zero. Informazione, logico, siamo venuti per informarci, per aggiornarci e adeguarci insomma a quello che è il futuro ormai dell'architettura. Aggiornamenti professionali sicuramente. Per essere pronti in un mercato sempre più competitivo. Contatti di persone che possono apprendere quello che noi vogliamo portare a loro addetti ai lavori. Un approfondimento su quello che è il nostro corso di studio ingegneria edile e sistemi edilizi. Volevamo un commento sull'iniziativa di oggi. Niente, sono abbastanza soddisfatto dal punto di vista delle nozioni. Bella, interessante. È una bella iniziativa. Tutti molto bravi e interessanti. Siamo contentissimi di come sta andando questo tour, siamo riusciti con un tema assolutamente nuovo rispetto a quello che il mercato oggi offre. Ha dato una visione molto ad ampio respiro dei problemi energetici. It was very interesting and I was very gladly surprised with the participants. I think it was more than 1,000 persons, so that is really impressive, I think. Ma soprattutto si vedeva che stavamo di fronte a una platea che capiva quello che si diceva e che sapeva anche controbattere. Questo ovviamente stimola anche noi relatori a far capire che il mondo è in trasformazione e qui abbiamo questa doppia sfida da accettare, da vivere, cioè il freddo d'inverno e il caldo d'estate, per cui ci vuole un'accurata progettazione, un'accurata scelta delle tecnologie per minimizzare i consumi e ottimizzare il comfort. Le persone erano molto interessate a capire quanto le soluzioni potevano essere efficienti e allo stesso tempo economicamente sostenibili. Qui da noi quello che dovrebbe essere fatto, una sensibilizzazione maggiore sulla questione economica che poi è stata espressa anche come domanda. L'unico problema penso sia convincere la gente di queste tecnologie, dell'utilità di queste tecnologie e del ritorno economico che potrebbero avere in futuro. Ma forse a litigare non ci conviene, Marita Manuvese e pure invece bene, quanto è bella lo